Anche oggi Vicenza protagonista a Viaggiando Viaggiando. Andremo alla scoperta del Tempio di Santa Corona. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Iniziamo anche quest'oggi il nostro viaggio. Al mio fianco l'assessore ai lavori pubblici del comune di Vicenza, Ennio Tosetto. Assessore, innanzitutto diciamo che questo è veramente un periodo d'oro per Vicenza. Molte sono i gioielli che ritornano alla città, ai cittadini, ma un po' a tutte le persone che vengono a Vicenza. Alle nostre spalle il Tempio di Santa Corona. È una delle opere architettoniche di più grande rilievo per quanto riguarda la città, ma non solo, conosciuta in tutto il mondo, quanto la Basilica Palladiana. È un lavoro che è iniziato nel 2009, dopo 3 anni si conclude, quindi fra pochi giorni sarà concluso questo lavoro e restituiremo alla città e al mondo una delle opere più belle, diciamo, del nostro panorama architettonico nazionale. Quindi altari restaurati, noi ci troviamo adesso all'esterno, per la verità abbiamo rifatto tutto l'involucro esterno, quindi un restauro straordinario, molto attento sia per quanto riguarda la copertura, il campanile, i paramenti esterni e così via. È un lavoro di grande professionalità che ci vede pienamente soddisfatti. Vogliamo raccontare un po' la storia di questa chiesa? Il primo insediamento della metà del 1200, poi ci sono state una serie di rimaneggiamenti, di ampliamenti, di trasformazioni come avvengono solitamente in tutto il nostro patrimonio, soprattutto quello conventuale. L'ultimo intervento è stato quello del Toniato, che ha trasformato la facciata qui verso la via che vediamo. Anche qui abbiamo fatto il restauro del portone d'ingresso. La facciata in verità ha un po', come dire, impoverito il complesso di Santa Corona, mentre nelle parti laterali, campanile, voglio dire, questo trionfo dell'architettura, insomma, monastica la vedi, e conventuale la vedi in tutta la sua bellezza. Ecco, adesso andiamo magari all'interno e vediamo cosa è successo. Prima di andare all'interno però, Assessore, io l'ho già detto proprio in apertura, questo è un autunno veramente importante. Penso che per un amministratore avere un autunno come questo, che c'è la possibilità di restituire quelli che sono i gioielli della propria città, ai propri cittadini, penso che sia lo scopo fondamentale del vostro lavoro. Abbiamo già accennato, Basilica Palladiana, Tempio di Santa Corona. Penso che sia una grande soddisfazione per l'amministrazione. Sicuramente per me è un momento eccezionale della mia vita, insomma, un grandissimo lavoro, quindi un impegno straordinario, però ho avuto la fortuna di assistere, insomma, ai lavori di restauro della Basilica di Santa Corona, ma non solo, del Chiericati, della chiesa di San Domenico, del restauro della loggia del Capitanio, delle colonne di piazza, dell'illuminazione della piazza dei Signori, quindi tutta una serie di interventi all'interno del contesto urbano di Vicenza, città. Io credo che oggi si possa presentare, diciamo, a qualche giorno dall'apertura della grande mostra che sarà insomma, l'inizio insomma, di un grande messaggio di città della cultura in ambito internazionale per Vicenza, che sarà inaugurata la prossima settimana, alla fine della prossima settimana, con la completa restituzione e quindi con la conclusione del restauro della Basilica Palladiana. Quindi un momento eccezionale che io vivo con grande intensità e, come potete capire, anche con grande emozione. Io veramente
voglio ringraziare lei, un po' tutta l'amministrazione comunale, perché ci state regalando in queste settimane delle chicche meravigliose. Un paio di settimane fa con il sindaco abbiamo visto un po' in anteprima la Basilica Palladiana, oggi stiamo vedendo il Tempio di Santa Corona. Diciamo è ancora un po' un cantiere all'interno, ma perché nei prossimi giorni ci sarà questa nuova grande apertura. Alle nostre spalle vediamo tra l'altro già uno dei primi grandi gioielli, questo altare molto imponente. Sì, se mi consente io vorrei anzi ringraziare la Fondazione Cari Verona che ci ha concesso e permesso di fare questo grande restauro. È stato un impegno finanziario notevole, come può ben capire. E qui alle nostre spalle appunto abbiamo l'Altar Maggiore, una delle opere più belle diciamo della città, ma non solo, come ho poc'anzi detto, anche per altre cose. È un altare che è datato 1670-1690, quindi 20 anni di lavoro, viene dalla scuola fiorentina di un certo Corbelli, che ha utilizzato 60 tipi di marmi, quindi ci sono 60 tipi di marmi, c'è un racconto sia di vita quotidiana e anche evangelica. Abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento raccontati con intarsi in marmo in un contesto di grandissimo valore, con un altare doppio, perché nella parte retrostante erano seduti i frati mentre nella parte diciamo verso la navata c'erano i fedeli, quindi c'è anche questa particolarità. Oltre all'Altar Maggiore, che è l'opera principale, forse l'opera principale di questa chiesa, è stato anche restaurato il coro, quindi il coro con tutto intarsiato in legno, con dei racconti straordinari. Ecco, quindi grande soddisfazione, grande qualità di restauro, e riusciranno quindi i vicentini finalmente a vedere una cosa di grande livello. Oltre all'altare sono stati anche sistemati e ripristinate tutte le vetrate, come vede, e quindi la chiesa nel suo complesso sarà restituita con un restauro veramente di qualità. Veramente, l'abbiamo già detto, vorrei ricontinuare a sottolinearlo, questo che si prospetta è un autunno veramente caldo per Vicenza, la Basilica Palladiana, il Tempio di Santa Corona, una città che vuole dare della cultura, dell'arte, è veramente un segno molto importante anche in questi periodi diciamo non molto felici dal punto di vista economico, però io penso che è una città che investe nella cultura, nell'arte, è una città che crede molto anche nel futuro. Certamente, possiamo dire che moltissimi di questi interventi sono stati possibili grazie, come dicevo, all'intervento diretto della Fondazione Cari Verona. Cioè, senza questo intervento economico non saremmo riusciti né a realizzare il restauro della Basilica, né a realizzare questo restauro, né quello del Palazzo Caricati ed altri interventi insomma, che abbiamo concluso in città. Ricordo ad esempio le mura scaligere, anche questo è un grande lavoro di restauro che si è completato in questi anni. Quindi con l'aiuto esterno l'amministrazione indubbiamente mette a disposizione le sue competenze tecniche. Volevo anzi ringraziare in questo contesto chi ha operato, quindi i tecnici, i miei tecnici dell'assessorato ai lavori pubblici, la direzione lavori, le imprese che hanno lavorato qui con grande passione e grande competenza. Ci sono tecnici che hanno passato diciamo giornalmente per 3 anni il loro tempo quotidiano qui dentro. Questo dà il segnale anche dell'amore, oltre che della adesione al lavoro, a un lavoro, anche dell'amore e della passione per il restauro di un'opera straordinaria. Prima di parlare del recupero degli affreschi, diamo una curiosità a molti nostri telespettatori, magari proprio quelli che non ci guardano dalla provincia di Vicenza. Perché Tempio di Santa Corona? Perché comunque c'era una spina del Cristo, quindi da questo è detto Chiesa di Santa Corona. Parliamo appunto adesso del lavoro di recupero e anche del ritrovamento di alcuni affreschi che sono emersi appunto durante questo restauro. Sì, una cosa di notevole livello è anche che non era conosciuta perché è ricoperta da più strati di pittura, è una testina di una vergine, una testa di una vergine
che è posta nella parte bassa dell'urna degli Scroffa, che è sulla parte qui destra entrando dalla chiesa. È una cosa che non c'era, che non era mai stata analizzata ovviamente né vista, e quindi questa è una novità in assoluto. Poi ci sono altri affreschi a fianco del portone d'ingresso, sia sulla parte destra che sinistra. Questi sono stati come dire, restaurati, quindi riportati a un antico splendore, e anche questa è una cosa che magari molti vicentini o non se ne sono accorti oppure l'hanno guardata un po' così, ricoperta da una patina, diciamo, che il tempo aveva in qualche modo coinvolto un po' tutta la chiesa, cioè la chiesa si vedeva grigia, scura, cupa. Adesso vediamo una chiesa invece dove la luce può entrare, i particolari costruttivi che sono moltissimi, i dettagli di intarsio, di pietre, di marmi, poi di eccellenze pittoriche come la pala del Bellini, si potranno vedere in tutto lo splendore, e quindi anche chi verrà, non solo i vicentini ma anche i turisti che verranno da fuori città, potranno vedere veramente un monumento riqualificato e riportato a uno splendore straordinario. Vediamo, oggi stanno concludendo un po' tutti i lavori di pulizia, quindi anche la pavimentazione è stata restaurata. Il pavimento è di metà fine 800, e qui sotto erano seppellite. Diciamo che è una chiesa che racconta un po' la storia anche proprio dei propri vicentini. Sì, di molte famiglie vicentine. Qui dentro erano, cioè, diciamo, la chiesa era ricoperta interamente di tombe e di pietre tombali. Sono state poi tolte, anche il Palladio si dice che fosse seppellito in questa chiesa, ma comunque rimangono ancora sugli altari. Gli altari sono tutte opere e donazioni delle grandi famiglie vicentine, dai Garzadori a altre che adesso insomma non elenco tutte ovviamente per brevità di tempo, e quindi questo è un testo storico, è un testo di antica memoria della parte del DNA, diciamo, della nostra città. Numerosi storici locali, fra cui Franco Barbieri in particolare, che cito perché è una straordinaria persona che ha raccontato molte cose straordinarie della nostra città, hanno anche scritto dei libri molto interessanti e molto documentati. Assessore, io la ringrazio, noi ci rivediamo fra pochissimi istanti dopo la prima pausa pubblicitaria per continuare la scoperta del Tempio di Santa Corona, tra pochissimo. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Sapete, noi siamo sempre alla ricerca dei luoghi più belli e grazie all'amministrazione comunale di Vicenza vi stiamo proponendo delle chicche meravigliose. Pensate, noi siamo a qualche giorno dalla presentazione del Tempio di Santa Corona, che però nel momento che stiamo andando in onda c'è appena stato praticamente, quindi possiamo vedere gli ultimissimi lavori, però possiamo naturalmente farvi vedere proprio l'impegno delle persone che hanno lavorato a questi restauri molto importanti. Ho il piacere di avere a fianco a me l'architetto Cesare De Munari, che è stato il direttore dei lavori, un lavoro molto impegnativo, però diciamo in tempi abbastanza veloci, 3 anni, di questa chiesa che diciamo ha a che fare anche questa chiesa col Palladio. Infatti sì, la chiesa ha questo elemento palladiano, non solo un'aggiunta che poi magari potremo vedere più tardi in prossimità della cripta, ma anche perché con ogni probabilità il Palladio era inumato in questa chiesa. Noi siamo proprio al di sotto di questa lapide che ricorda la traslazione della salma, che è avvenuta alla metà dell'Ottocento, e la salma è stata, sì, la salma, le ossa sono state traslate nella nuovissima cappella all'interno del cimitero maggiore. Qua è stato mantenuto il ricordo del Palladio.
Architetto, in questo momento siamo scesi dove c'è la cripta. La cripta è la cosiddetta Cappella Valmarana, una delle più importanti famiglie della città. Aveva scelto Santa Corona come luogo della sepoltura dei suoi componenti. Questo importantissimo ampliamento della chiesa, che raggiunge il 50% della dimensione della chiesa stessa, era stata anche deputata alla conservazione della spina. Ricordiamolo nuovamente, l'abbiamo già accennato nella prima parte del programma. Tempio di Santa Corona, perché c'è una storia un po' particolare. Il Tempio di Santa Corona, appunto, deriva il nome dalla donazione fatta da Luigi IX al beato Bartolomeo di Braganze di una delle spine della corona, attribuita naturalmente, era l'epoca della grande passione europea per le reliquie, e la reliquia era considerata un elemento importante per la devozione, ma diciamo per la devozione itinerante, per cui nella città di Vicenza si intendeva attrarre pellegrini per questa importante reliquia del nostro Signore. E questa corona inizialmente era conservata qui alle nostre spalle? Precisamente, qua dietro forse si riesce a intuire, c'è una stretta nicchia che era deputata alla conservazione della spina. Ci sono due porte, un sistema di porte di chiusura, proprio perché l'opera è molto preziosa. Adesso dov'è conservata questa spina? Viene conservata invece in una nuova nella cappella, che invece è accessibile direttamente al piano terreno e probabilmente della seconda metà dell'Ottocento. Abbiamo detto prima, abbiamo già accennato, anche qui sotto c'è qualcosa a che fare con Palladio. È proprio vero, perché qua a fianco la famiglia Valmarana, che è stata un importante committente dell'architetto Palladio, ha pensato di addizionare a questa struttura, che è della fine del 400, anche una nuova struttura specifica, una cappella nella cappella, che è attribuita a Palladio e sicuramente con una composizione palladiana. Possiamo dire che ci troviamo in una zona di Santa Corona abbastanza inedita per i più, davanti alla sacrestia. Sono zone e ambienti che prima non erano visitabili, proprio da nessuno se non dai celebranti. Sono invece ambienti interessantissimi perché sono accessori all'uso della chiesa. Abbiamo, al di là dell'uso naturale che pensiamo possano esserci per tutte le chiese, cioè della sacrestia, abbiamo anche dei locali particolari con la presenza di lavamani molto preziosi del 600 o zone nascoste e dunque segrete, dove venivano conservate invece le suppellettili preziose. E tutte queste saranno visibili facilmente da tutti i visitatori, che potranno ammirare sia l'apparato decorativo, che qua sicuramente si intravede accuratamente restaurato, che gli ambienti stessi, che sono stati recuperati anche nella loro dimensione. Prima c'erano degli elementi divisori, c'erano dei cambi di livello tali che non potevano diventava difficile ricostruire l'interezza dell'ambiente. Parliamo un attimo, siamo purtroppo in chiusura, sarebbe bello rimanere qui per delle ore, ma sicuramente dobbiamo ritornare, perché questo è stato un po' un'anteprima, un regalo che voi avete voluto farci, ma quando saranno ultimati i lavori e quindi con tutti i suoi gioielli torneremo sicuramente. Ricordiamo l'importanza di questa chiesa e delle famiglie. La gran parte delle più importanti famiglie della città di Vicenza pretendevano e desideravano lasciare un segno in questa chiesa. La chiesa, dalla sua semplicità, 3 navate, si è venuta ad arricchire di una grande abside su 2 livelli, per cui una serie di cappelle laterali dove abbiamo tutte le famiglie più importanti, che ospitano, oltre che una serie di cicli pittorici piuttosto interessanti, anche una delle più grandi opere che possono esserci qua a Vicenza, che sono la pala del Bellini nell'altare Garzardori dei primi del Cinquecento. È un'opera per la quale vale la pena di venire a Vicenza, proprio solo per ammirarla. In chiusura, 3 anni di lavoro abbiamo detto, lei è stato il direttore dei lavori, qual è la curiosità, la cosa che le ha dato più soddisfazione in questo grande lavoro di restauro?
La curiosità sono effettivamente una serie di curiosità, però non posso neanche anch'io dilungarmi. Così volevo proporre la visione di questa frase che incisa era sempre visibile naturalmente, però è veramente interessante perché sembra una frase magica, perché con queste lettere strane mescolate sembra voler rendere incomprensibile invece una semplice esortazione alla conservazione dei beni di San Domenico. Io vorrei fare in chiusura anche veramente i complimenti a tutte le persone che hanno lavorato, agli operai, ai restauratori e alle restauratrici, perché veramente per fare un lavoro come questo ci vuole veramente oltre la bravura ma anche la passione e il cuore. Qui hanno fatto veramente un'opera molto molto bella. Grazie mille architetto, ringrazio l'assessore, ringraziamo naturalmente Vicenza che come di consueto quando siamo in provincia di Vicenza collabora con noi per la parte organizzativa e per l'ospità. Voglio ricordarvi ancora una volta che se voi volete mettervi in contatto con noi potete comunicare tramite mail con viaggiando@telechiara.it in maniera diretta, oppure su Facebook cliccate su qualsiasi motore di ricerca Viaggiando, diventate nostri fans e potete vedere anche tutta una serie di curiosità particolari che naturalmente in onda non vedete. Con questo è proprio tutto, l'appuntamento sempre da Vicenza è la settimana prossima, stessa ora, stessa rete e come di consueto viaggiate assieme a noi.